Guarda come straluscia, lampi in lontananza. Oserei dire dei lamponi della Sira del Trile, lui, del San Tomás, e chi senza mettere il nas, che metto e che sono talmente lontani che non si sentono neanche i tuoni della verità, o quantomeno non sembra. Si chiamano stralush, i lampi che illuminano per alcuni secondi il cielo e da diversi minuti che si stanno succedendo. Intensa attività elettrica nel cielo. In Grecia avrebbero detto che era Giove che tirava le saette, magari in Angiulit che si divertisse, sono le scariche elettriche dell'atmosfera, e comunque sempre il bello della natura che il Padre Eterno ci dà, affinché la conserviamo, la rispettiamo. Ed eccoci la Madonnina, ciao Madonnina, in mezzo ai lampi della vita. Proteggici e restiamo ammirati di questo spettacolo naturale che prosegue. E ripeto, sto andando avanti da alcuni minuti, andrà avanti ancora probabilmente. Gli esperti potrebbero descrivere meglio questo che avviene, io rimango ammirato dalla successione di questi lampi e lamponi, che non sono quelli da mangiare, ma sono appunto i lampi forti. Vabbè, vedi un buonanotte, andarmi a dormire che fosse da me. Ciao ciao.